Ben ritrovati cari amici per questo nuovo appuntamento con il meteo. Iniziando la settimana natalizia risulta interessante capire cosa accadrà appunto tra Natale e Santo Stefano. Con la prima mappa in quota siamo attorno ai 5500 metri, possiamo notare con i colori in verde la discesa di una saccatura. Si tratta di una saccatura nord atlantica che innescherà correnti da sud-ovest e noi quando le correnti in quota sono da sud-ovest è sintomatico di un peggioramento del tempo che appunto interesserà questa settimana natalizia. Facendo un flash per quanto riguarda il nord-est, direi che dopo un lunedì nuvoloso, un martedì con le prime precipitazioni, avremo una giornata di mercoledì, quindi giorno di Natale, con piogge abbondanti su tutti i settori, pioverà meno un po' sulla parte meridionale del Veneto, mentre sui settori pedemontani e montani avremo anche precipitazioni superiori localmente ai 100 mm con neve sulle zone montuose. In sostanza avremo una settimana natalizia del sapore prettamente autunnale. Per quanto riguarda il freddo sembra ancora lontano, quindi dovremo un attimo abituarci ad una fase appunto piovosa che interesserà parecchi giorni. Con ora ho detto tutto, auguro a voi tutti e ai vostri familiari un sereno Natale. Se avete tempo e voglia ci vediamo nel prossimo appuntamento.